Sarei molto contenta a ricevere, cioè insomma sapere anche solamente il nominativo, però mi sembrerebbe giusto arrivare appunto insomma, a una condanna, perché quello che è stato fatto non può essere dimenticato. Francesca Girardi, oggi 28enne, aveva 9 anni quando le esplose tra le mani l'evidenziatore giallo raccolto sul greto del Piave il 25 aprile 2003, facendole perdere una mano e un occhio. La vittima di una bomber vuole conoscere il volto dell'attentatore, dargli un nome e un cognome e ovviamente trovare giustizia. L'attentato è successo a me e alle altre vittime, però il terrore era proprio il fatto che potesse succedere a chiunque. Chiunque poteva essere una potenziale vittima raccogliendo una cosa per strada oppure andando al supermercato. E si tratta proprio, cioè per me è importante in quanto persona offesa, però è importante per tutti perché appunto questa persona potenzialmente potrebbe essere ancora all'interno della nostra società a vivere e fare la sua vita. Francesca si trovava sul Piave a Fagarè quando notò l'evidenziatore a terra spuntato dal nulla. Insieme a un amichetto, l'allora bambina, dopo una gara ingaggiata col compagno di giochi, si era guadagnata la possibilità di ricevere in premio il misterioso evidenziatore dal colore sgargiante. Impossibile per due bambini pensare a un pericolo in quel frangente. Francesca aveva raccolto l'evidenziatore, quindi alzato il cappuccio, poi l'esplosione. A me sembra ieri quello che è successo e per fortuna direi, perché appunto è un po' anche quello che mi spinge, che mi dà la carica di continuare a combattere e ad andare avanti. Le indagini su una bomber si sono riaperte dopo 13 anni di silenzio. Francesca Girardi ha dovuto stringere i denti, convivere con le sue ferite e riesce a vivere come una qualsiasi 28enne dovrebbe, tra passioni, desideri e obiettivi, ma con uno scopo in più, quello di conoscere la verità, il perché di quello che le è successo 20 anni fa. Sono molto contenta di essere qui e di essere insomma, arrivata a un obiettivo raggiunto, che è quello della riapertura delle indagini, perché sono passati molti anni e non era scontato che si arrivasse appunto a questo traguardo e sono molto felice di, insomma, di poter essere qua a combattere a testa alta per questo.